l'individuazione di un importante tassello della storia e microstoria del nostro piccolo centro e ha lo scopo di individuare personaggi carceresi vissuti a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che si siano distinti da un punto di vista culturale, artistico e letterario. Questa attività di ricerca ha dunque prodotto l'individuazione di due importanti personalità paesane. Monsignor Salvatore Tolu, nato a Vergene il 25 maggio 1848, nominato arcivescovo arcorense con bolla papale datata 22 giugno 1899, morto il 30 gennaio 1914. E Giovanni Battista Marche, agricoltore e poeta locale, nato a Muros il 12 aprile 1853 e morto a Vergene il 23 dicembre del 1933. Ringrazio anche Davide Onida e tutti i presenti che stasera hanno deciso di partecipare a questo evento. Quindi un vivo ringraziamento a tutti i carceresi che hanno contribuito con la loro testimonianza e hanno quindi sostenuto questo progetto. Auguro a tutti una buona continuazione di convegno e una buona serata. Quindi una comunità che si interroga se stessa, che vuole raccontare se stessa con l'obiettivo di essere presente nel mondo, sapersi, non ci siamo, Cargene c'è, si proietta, si vuole giusto proiettarsi, farsi vedere anche al di fuori, diciamo, della città muraria. Come lo fa? Lo fa con quanto di meglio ha e con quanto di meglio crede di avere a disposizione. È un'operazione importante e sul piano culturale e sul piano politico, diciamo in senso lato, e sul piano amministrativo. Queste cose sono di alto valore, sono cose che si possono fare anche con poche risorse, con un po' di intelligenza, con un po' di buona volontà, e servono, diciamo, di aggregare la comunità, di essere tutti insieme e dire esistiamo, abbiamo una storia, ci siamo, e quindi con questa consapevolezza riprendere un po' di respiro e avere la forza e il coraggio, perché noi abbiamo la speranza per andare avanti e continuare a marciare dentro la storia. Grazie. Salvatore Tolu è nato a Vergene, figlio di Nicola Tolu e di Francesca De Martis, che erano importanti proprietari terrieri del posto. Pare, sempre analizzando le cronache locali, che il prete dell'epoca ne aveva notato le particolari abilità mentali e consigliò alla famiglia, che era una famiglia di proprietari terrieri, quindi si potevano definire per l'epoca benestanti rispetto ad altri, di fare proseguire gli studi a Sassari. Studiò quindi presso le scuole Vescovi, che è un istituto di diritto pontificio maschile, che si occupa principalmente dell'educazione religiosa e cristiana dei fanciulli. Si laureò appunto a Sassari all'Università Toledana e in quegli anni conobbe una figura che si rivelò molto importante durante il corso della sua vita, che è il signor Marungio del Rio. Oltre ad ottenere poi negli anni la cattedra di diritto pontificio presso la facoltà di Sassari, il signor Monsignor Marungio del Rio lavorò addirittura suo segretario arcivescovile. Quando in Sardegna venne a mancare un'importante figura diocesana che avvenne con la morte dell'arcivescovo di Listano, egli venne immediatamente nominato all'età di 51 anni, con bolla papale datata 22 giugno 1899, arcivescovo aporense. All'interno della curia arcivescovile di Sassari, oltre agli atti che ne attestano la nascita e la morte, sono conservate le sue lettere pastorali. Precisamente noi ne abbiamo analizzato 6, però sono presenti altre lettere presso l'archivio storico diocesano di Oristano. Analizzando le lettere di Monsignor Salvatore Tolu è stato innanzitutto necessario all'inizio contestualizzare il personaggio da un punto di vista storico.
Monsignor Tolu si trovò ad operare a cavallo fra l'800 e il 900, visse quindi sotto il papato di Pio X e dovette operare seguendo i decreti che furono emanati durante il Concilio di Trento. Il pensiero che è stato possibile ricavare analizzando le sue lettere pastorali è fondamentalmente tradizionalista, nel senso che sono evidenti sì i richiami al Concilio di Trento, dove lui esorta la popolazione nel scoprire i sacramenti cristiani, ma anche la lotta contro il modernismo sviluppato in quegli anni da Pio X, dove il modernismo si intendeva quella corrente di pensiero che aveva nata con lo scopo di mettere in discussione i dogmi e le tradizioni. Per farvi capire, per entrare meglio nel dettaglio, volevo leggere infatti un estratto di una sua lettera pastorale che poi troverete all'interno della brochure. Egli, in una lettera scritta ai suoi fedeli, li esorta e dice: sembrerebbe cioè che codisti cristiani pensino potersi dare due sorti di fede, l'una speculativa, l'altra pratica. Dicono di credere ma vogliono che la loro fede non costi loro più lieve disagio. Abbracciano sì i principi, ma rigettano le conseguenze. Bisogna che costoro si disingannino dalla grossolana illusione che possa separarsi la fede dalla pratica delle buone opere e che il cristiano possa salvarsi con la sola fede, senza le buone opere, senza le quali manca il sostegno alla fede e perciò deve assolutamente controllare. Monsignor Tolu purtroppo non ebbe modo di godere, diciamo, appieno dei frutti dell'opera che egli operò appunto a Oristano, perché dopo 8-9 anni della sua attività lavorativa fu costretto in qualche modo a ritirarsi per gravi problemi di salute. Egli infatti morì in giovane età a Sassari, in piazza d'Armi. Per quanto riguarda invece l'opera, l'altro personaggio che viene analizzato all'interno di questa brochure, diciamo che ci sono arrivata analizzando, come diceva il dottor Pino, un'importante tradizione cargeghese che era molto sviluppata in passato ma che tutt'oggi si pratica, che è appunto la tradizione del Sotterrese. Brevemente questa tradizione prevede che un gruppo di uomini, circa 10-12 uomini di Cargeghe, verso le 20 di sera, la notte tra il 5 e il 6 di gennaio, si rechino a visitare diverse famiglie intonando appunto questa canzone e queste strofe. Una volta all'interno dell'abitazione cantano in maniera liturgica tutto il canto del Sotterrese e alla fine della conclusione si fanno gli auguri di buon anno e gli viene offerto loro, diciamo, quello che la casa può offrire. Analizzando questo testo, il testo presente all'interno della brochure, ho ritenuto opportuno approfondire la persona che la scrisse. La canzone del Sotterrese è stata scritta da Giovanni Battista Marche, nato a Muro il 16 aprile del 1853, figlio di Gian Giacomo Marche e di Raimonda Marras di Cargeghe. Giovanni Battista Marche era un poeta e un agricoltore locale. All'età di 20 anni si sposò con la cargeghese Mattia Turi, motivo per il quale dovette lasciare il Muro e trasferirsi qui a Cargeghe, dove visse e dove morì all'età di 30 anni. Giovanni Battista Marche non era un poeta improvvisatore, ma era un poeta da tavolino, nel senso che le sue opere, che trovate sempre all'interno della brochure, raccontano in linea di massima fatti di cronaca paesana, come appunto gli auguri agli sposi o degli auguri per delle nuove nascite. Un aneddoto molto simpatico che si racconta riguardo sulla vita di Giovanni Battista Marche dice appunto, come mi ha raccontato la nipote Angela Marche, che pare che all'epoca fosse stato contattato dal bandito Logudorese De Rosas. Fu contattato dal bandito perché all'epoca era ricercato dai carabinieri che si avvalevano per trovarlo delle spie. Si recò dunque a Cargeghe perché venne a conoscenza della fama di questo nostro poeta e gli chiese se poteva scrivere per lui un componimento poetico di avviso alle spie. Tale componimento poetico, che aveva appunto il titolo di Avviso a Stasi Spias, fu scritto e pare
che il bandito abbia avuto un po' di tregua. Si recò quindi nuovamente a Cargene per ringraziare il nostro poeta e in cambio di questo suo favore, di questo suo componimento, l'ha ringraziato offrendogli la sua protezione. Il poeta, che pare fosse un uomo comunque tranquillo e pacifico, la rifiutò. Purtroppo però il componimento poetico scritto per il bandito logudorese non è disponibile, nel senso che è stato tramandato negli anni solo da un punto di vista orale e nessuno ha mai pensato a trascriverlo, quindi questo componimento non ce li abbiamo. Per quanto riguarda invece gli altri componimenti poetici che ci sono giunti di Giovanni Battista Marche, oltre a Sotterresse, è molto conosciuta e molto importante la canzone scritta per la giovane moglie Mattia Turlu. Da Mattia Turlu ebbe 3 figli, la moglie morì giovanissima e lui appunto scrisse questo componimento poetico che porta il titolo Trista campana suonate. Il poeta nel corso della sua vita si risposò con la maestra elementare Veronica Branca, nata a Sassari ma residente a Cargene, dove appunto lavorava come maestra. Nel corso della sua vita, quando ebbe problemi, si ricominciò alla vista, non abbandonò comunque questa sua passione e i testi che noi oggi abbiamo li abbiamo perché la moglie Veronica Branca è riuscita a trascriverli, nel senso che non ci ha mai rinunciato a questa sua vocazione, quindi soprattutto negli ultimi anni della sua vita lui le dettava e la moglie li scriveva. Da chi lo sa dare a Sasanata mortale se della bella salumba, a tutti le schire valide chi m'ha posto in abbandono sarà la tua amara volontà. Ogni pena mi piumba brifu de sermosa Elena, mi piomba d'ogni pena vivo con la stimilare. Trista scampana sonate significante angustia che smorta colomba mia a tutto annunzio dell'arte. E così continua questa poesia veramente di grande sentimento amoroso, ma anche di grande sentimento di dolore, no? Per la sua morte, no? Per aver lasciato figli, no? E quindi una famiglia. L'uomo in questo momento, ecco, la poesia è stata l'opportunità per esprimere questo sentimento, questo profondo sentimento che spesso non è facile da rappresentare, ma appunto i poeti hanno questa forza e questa capacità. Perché dico che Monsignor Turlu è un personaggio importante per la cultura, per la Sardegna del fine Ottocento? Perché noi nell'ambito ecclesiastico siamo adesso magari un po' di meno, ma sicuramente in quel periodo si era molto ligi al cerimoniale, e il cerimoniale non permetteva assolutamente che un sacerdote venisse promosso immediatamente arcivescovo. Ecco, c'era una gerarchia da seguire ordinariamente e la gerarchia era proprio quello che il sacerdote veniva promosso canonico nel capitolo, e dopo questa nomina, se c'era motivi necessari, veniva magari promosso vescovo in una sede vescovile, e poi l'ultimo grado era l'arcivescovato. Invece Monsignor Turlu venne promosso immediatamente arcivescovo, quindi sta a significare il fatto che in Sardegna godeva di ottima stima. Io ho trovato anche una poesia in sardo in italiano, scritta si firmano gli amici di Bonannaro, che raccontano proprio questo. Oggi non l'ho portata, dopo la messa stavo correndo, però più o meno dice questo: gli onori che ti fece il Pio di Torres sta per Monsignor Marugio del Rio, e l'onore che la Sardegna tutta ti ha tributato, per te non erano abbastanza. Ecco, era necessario che nelle Romulee sponde, quindi stiamo parlando di Roma, ti venisse conferito il grado più alto della dignità ecclesiastica. Anche in uno scritto presso la biblioteca
comunale a Nuoro, un arcivescovo che scrive, l'arcivescovo di Cagliari, che scrive a Monsignor Marongio del Rio, scrive: Eccellenza, non abbiamo dubbi, non esiste in Sardegna un sacerdote più degno a ricoprire questa carica. E allora come funzionano? Perché Giulio di Casulla si muore improvvisamente, ma era malato, quindi non è che stavano aspettando che morisse, però ci si stava già organizzando. E allora che cosa succede? Com'è la prassi? La prassi è che un arcivescovo o un vescovo presenta al Santo Padre almeno un nome oppure una terna di nomi, dove il Papa poi sceglie. Questo fa Marongio del Rio, questo è quello che riesce a far aprire la carriera, ecco, a Monsignor Toro. Marongio del Rio è una persona chiave nella vita di Monsignor Toro. Innanzitutto perché Marongio del Rio era un vescovo stimato in tutta la Sardegna. Si racconta, senza nessuna prova, però a Roma è qualcosa di dato come sicuro, che Leone XIII, il Papa del tempo, stimasse talmente tanto Marongino, come era noto, perché era molto piccolo di statura, che gli volesse conferire la corpora cardinalizia, ma Marongio del Rio per umiltà rifiutò per ben 2 volte. Quindi possiamo intuire la parola di questo vescovo, quanta importanza avesse alla Santa Sede. Infatti Monsignor Marongio del Rio scrive, io l'ho trovato questo negli articoli nell'archivio vaticano, un promemoria da mandare alla Santa Sede che vi voglio leggere. Salvatore Toro, nato a Cargega nel 48, 2 giorni dopo fu battezzato. Nato da Nicola e Francesca De Martis, onesti cattolici legittimamente sposati, a 51 anni. Il 13 maggio del 1874 fu ordinato sacerdote. È pratico nelle sacre funzioni, devoto nell'esercizio delle medesime e di edificazioni ai fedeli. Ha condotto sempre una vita esemplarmente cattolica, mantenendosi nella purità della fede e sana dottrina dei dogmi di nostra santa religione. È adorno di buoni e onesti costumi e per le sue doti e qualità gode di stima e reputazione presso quanti lo conoscono. Ecco, non dimentichiamo che chi scrive è l'arcivescovo di Sassari, che compila questo questionario. È sacerdote probo, grave e prudente ed è pratico nel trattare gli affari specie ecclesiastici. È insignito della laurea in teologia conseguita nella Università di Sassari. Ordinato sacerdote, si dedicò alle opere del mistero come confessione e predicazione con grande impegno, distinguendosi per la dottrina massima in diritto ecclesiastico. E in questo periodo non si diventava vescovi se non si aveva la laurea in utro iure, diritto canonico e diritto ecclesiastico. Un signore non solo aveva la laurea, ma lo insegnava anche, quindi era eccellente per questo. Che insegna appunto da parecchi anni nella facoltà teologica del seminario arcivescovile di Sassari. Attualmente è canonico della metropolitana e segretario, posto che occupa con zelo da ben 27 anni. Praticamente appena ordinato sacerdote diventò subito segretario. Monsignor Marongio del Rio capì subito le doti di questo sacerdote che lui ha ordinato e subito lo prende con sé come segretario. Non ha mai dato alcuno scandalo né circa la fede né circa i costumi, non è mai incorso in alcuna sanzione né altro impedimento, poi per cui si debba ritardare la sua promozione. Cioè il Monsignore parla già che deve essere promosso, cioè non bisogna ritardarlo, va promosso. Perché va promosso? Perché il Monsignor Marongio del Rio stava già male e sapeva cosa succede tra le persone, che male cambia vescovo, siccome questo segretario tanto stimato da Monsignor Marongio del Rio, male di un altro vescovo e lo fulmina, quindi dobbiamo promuoverlo perché è necessario. Lo stimo degno e idoneo a ben reggere e governare quella sede che Sua Santità vorrà benignamente affidargli e stimo tale promozione di utile e decoro alla Chiesa. Il vescovo non
dice al Papa dove mandarlo, chiede la nomina, poi sarà il Santo Padre, però a Roma sono rimasti talmente edificati da questa presentazione che lo mandano subito in un'arcidiocesi. Potevano anche mandarlo in una diocesi, anche nemmeno in Sardegna, invece subito